Immagini della corsa contro il tempo nel tentativo di domare le fiamme divampate in nottata sulle pendici del Monte Telegrafo in Alta Val Chiampo, a Crespadoro, al confine tra le province vicentina e veronese. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco con le autobotti, degli uomini della protezione civile, impegnati dall'alba 2 Canadair della protezione civile, 2 elicotteri regionali, ostacolati nelle operazioni di spegnimento aereo dalla fitta nebbia della mattinata, al punto che i voli del primo elicottero sono stati sospesi per qualche ora e poi ripresi nel pomeriggio. Da terra è il coordinamento della Direzione Operazioni di Spegnimento Regionale, che ha lavorato con il supporto dei forestali del servizio antincendio boschivo, predisposte vasche per il pescaggio dell'acqua. Si lavora con l'obiettivo di concludere le operazioni entro la serata, salvo aumenti di vento e altre problematiche. L'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che ha seguito l'evolversi della situazione dall'inizio, ha espresso il ringraziamento per le squadre intervenute e l'alta professionalità dimostrata. Intanto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine del rogo.